Campagna elettorale in vista del voto del 29 aprile, continua la nostra serie di servizi per conoscere da vicino i 4 candidati alla presidenza della regione. Oggi è la volta di Sergio Ceccotti del Patto per l'Autonomia. Lo ha seguito a Udine Andrea Vardanega. Una giornata nella sua Udine a parlare con gli elettori per Sergio Ceccotti, 61enne professore di fisica alla Sissa, candidato del Patto per l'Autonomia. Nella sua storia accademica, la laurea a Pisa come normalista, esperienze in alcune delle principali università americane, oltre che al CERN di Ginevra e al Centro di Fisica di Trieste. Nel suo passato politico, un biennio da presidente della giunta regionale, sostenuto dal centro-sinistra, e poi 2 mandati da sindaco di Udine, prima con la Lega e 2 liste civiche e poi nel 2003, eletto al primo turno dopo dimissioni in aperta polemica con tutto il centrodestra. Dal 2008 era tornato all'insegnamento. Non abbiamo una grande organizzazione, non abbiamo risorse e quindi dobbiamo contattare gli elettori uno a uno. La motivazione viene dalla voglia di far ripartire questa regione che negli ultimi 10 anni si è afflosciata, come ce lo dicono tutte le statistiche, ma come ce lo dice la gente che incontriamo per strada, la gente con cui parliamo, gli imprenditori, i cittadini, gli operatori del sistema sanitario. Questa è una regione che ha voglia di avere una buona qualità dei servizi, una qualità della vita di livello europeo e non riesce più a riconoscere se stessa perché negli ultimi anni non è stato così. Per lui la campagna elettorale è un momento di crescita. Ogni campagna elettorale ti porta via tempo, quindi il contatto in primo luogo con la famiglia, anche con gli studenti nel mio caso. E ti sta dando però una cosa importante, il contatto con tante categorie, tanti rappresentanti della società civile, tanti anche settori territoriali della nostra regione e tutti ti dicono i loro problemi, le loro speranze, le aspirazioni, cosa pensano che questa regione debba fare ed è un grande arricchimento. Uno impara molto in una campagna elettorale di questo tipo se vi partecipa.